Nella storia dell'arte forse sono considerati ancora troppo poco, ma i macchiaioli rappresentano l'equivalente artistico della scapigliatura, un movimento simbolo del risorgimento italiano. Gli artisti con le loro opere raccontano le fasi della costruzione dello Stato nazionale ed è ai macchiaioli che verrà dedicata una mostra importante a Palazzo Zabarella a Padova, la prima dopo l'emergenza sanitaria del Covid. I capolavori dell'Italia che risorge, l'arte che vuole essere ripartenza per la città. È voluto richiamare la mostra della rinascita e l'Italia che risorge, quindi capolavori per l'Italia, come hanno fatto loro quando hanno voluto rompere gli schemi con l'Accademia e formarsi come gruppo e sono stati in questa mentalità risorgimentale. La stessa cosa sarà ora. La cultura come grande occasione per risorgere, per dare al territorio, alla città di Padova, ulteriori grandi opportunità. La mostra, che porterà a Padova capolavori di maestri noti come Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e Giovanni Boldini, aprirà le porte il prossimo 24 ottobre e sarà visibile fino al 18 aprile 2021. L'autunno sarà un autunno di grandi mostre. Iniziamo con questa bellissima mostra sui macchiaioli e poi con Van Gogh al Centro Culturale San Gaetano. Questa mostra dei macchiaioli ha una sua cifra, è una mostra di ricerca che coniuga dimensione evocativa, affascinatoria con una rigorosa ricerca filologica. Qui per la prima volta avremo dei capolavori sconosciuti grazie al lavoro di ricerca di Mazzocca e Matteucci, che hanno seguito le tracce del collezionismo privato.